La seconda corsa, confronto ancora riservato a cavalli di 4 anni, sono in 10, sempre sul miglio: Dust, Demon Bor, Divina Stella, Desert Rose, Diogene, Donatello in prima fila, Dorotea Trio, Davide, Daisy Vic e Diritto d'autore in seconda. I favori sono netti per Desert Rose, numero 4 Marcello Di Nicola. Sotto la pari, anche abbastanza nettamente, vediamo la partenza con dall'esterno Donatello, come era prevedibile, molto svelto. Sopravanza Desert Rose, in terza posizione rimane Demon Bor, mentre numero sbaglia 5, Diogene. squalificato. Donatello dunque al comando, Desert Rose a seguirlo come un'ombra, poi Demon Bar, via via tutti gli altri, con in quarta posizione Dust a precedere Dorotea Trio, che accenna a muovere all'esterno dopo 300 metri di gara, lo fa. Poi lungo la corda Divina Stella e via via gli altri. Intanto il quarto iniziale se ne va in 36 con Donatello leader, Desert Rose che rimane nella sua scia, Demon Bor in terza posizione, all'esterno la mossa di Dorotea Trio. Dorotea Trio avanza, subisce non l'anticipo di Desert Rose che rimane a contatto di Donatello, e così Dorotea, scoperta al largo, si trascina Divina Stella, mentre in terza ruota addirittura risale Davide. 800 metri iniziali in 1:1:8 con Davide che forza un po' e costringe Dorotea Trio a portarsi direttamente a contatto di Donatello, numero che guida. 2 Demon Bor Tanto squalificato. ha sbagliato Demon Bor e viene squalificato. Il chilometro è percorso in 1:16:5, la incertezza improvvisa da parte di Dorotea Trio, e così a questo punto Desert Rose può spostare, ma numero 7 c'è Dorotea Davide che Trio incombe al squalificato, largo, cambio. e Davide che si porta su Donatello, mentre Desert Rose costretto a rimanere alla corda, non è riuscito ad anticipare l'avversario. Poi avanza anche Divina Stella. In terza corsia c'è la puntata di Daisy numero Vic. 3 Divina Stella, L'errore di Divina Stella, squalificato. completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo, si presenta in vantaggio Donatello, Davide al suo esterno, in terza ruota c'è Daisy Vic, poi all'interno cerca lo scatto Desert Rose, finale con Davide che passa nettamente per vincere su Desert Rose, che finisce bene all'interno ma tardi. Al terzo posto è Daisy Vic, 1:15:5 con 33 a chiudere dopo un 29:4 di penultimo quarto. Il successo non sfugge a Davide Antonio Di Nardo, che viene via sull'errore di Dorotea Trio ai 500 conclusivi, e poi in retta si mangia letteralmente Donatello, che cala la distanza e vince su Desert Rose, che non è riuscito ad anticipare l'allievo di Di Nardo, e al terzo posto finisce bene a centropista Daisy Vic. Successo così per Antonio Di Nardo e il team di Gennaro Casillo, per conto della scuderia Rififi. Antonio Di Nardo in sediolo.